Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus, il nostro approfondimento su Telegol. Allora, lo avete sentito dai telegiornali, dalle notizie del telegiornale con la nostra Lorena Dolci che ha anticipato un po' il tema della trasmissione di oggi. Oggi si parla di Taormina. Taormina però non diciamo, su tutto, non parleremo di tutta Taormina ovviamente, parleremo di un aspetto particolare che riguarda il turismo, che riguarda gli eventi, che riguarda la cultura. Parleremo dei concerti, degli spettacoli al Teatro Antico, nella cavea romana della città, della perla del Mediterraneo, come molto spesso si sa, usata anche per eventi particolari, soprattutto per i concerti. La stagione dei concerti a Taormina è una delle stagioni più seguite in assoluto in Italia e diventa appunto motivo di vanto e di orgoglio suonare lì per artisti di calibro nazionale ed internazionale. Quindi insomma su queste premesse si basa la discussione di oggi, che nasce, pensate un po', dalle dichiarazioni del nuovo sindaco di Taormina, Cateno De Luca, come sempre irruente, sui generis, ha detto, sapete che c'è? Dice, io siccome a Taormina impiego mezzi, uomini, denaro, allora, e non ricavo mai una lira da queste, almeno fino a oggi è stato così, non ho mai ricavato un centesimo di euro da questi spettacoli, allora o ci mettiamo d'accordo o qui io chiudo la strada dalle due porte principali al Teatro Antico, non ci va più nessuno perché dice, per andare al Teatro Antico bisogna passare dalle strade di Taormina e il Teatro Antico sta su Taormina, quindi anche Taormina deve beneficiare di questi introiti in qualche modo generati dagli spettacoli. Di questo parleremo con i tre principali organizzatori di spettacoli in Sicilia, che sono, uno è qua con me in studio, Nuccio Laferlita, che già fa una faccia che è tutto un programma. No. Buonasera a tutti. Buonasera Nuccio Laferlita, tra l'altro è l'occasione anche per parlare anche un po', diciamo, proiettarci anche verso l'estate, quindi Nuccio Laferrita è qui con noi in studio. In collegamento ci sono altri due pezzi da 90 degli spettacoli e della musica in Sicilia, Carmelo Costa con la sua grande esperienza di quanti, Carmelo, ciao, 5.500... Buon pomeriggio. 48, solo 48. 48 che è? Anni, no? Anni, sì. anni di attività, 48 anni di attività, di certo, magari ne avessi 48 io. E oltre, ho letto su tutti i giornali, insomma, che ho dato delle cifre, 5.500 concerti organizzati, no? Sì, in 48 anni sono 5.500 concerti. Ne uno più, ne uno meno. Uno più, uno meno. No, diciamo. beh, circa, no, circa, stiamo circa. scherzando. È una stima. E poi c'è aggiungo 10 milioni di spettatori, 10 milioni di persone che hanno visto questi 5.500 concerti. Numeri. C'ha ragione lui, adesso entriamo nel merito della questione. E poi c'è Giuseppe Rapisarda di Giuseppe Rapisarda Management, anche lui grande organizzatore, insomma, tra Taormina, Cirano, tutta la Sicilia, insomma. Buonasera Rapisarda, ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Tutti contenti di queste dichiarazioni del sindaco De Luca, no? Parto da Nuccio Laferrita che studio, poi Giuseppe e poi Carmelo. Ma le dichiarazioni del sindaco sono chiare, lui cerca soldi per il suo paese, però poi bisogna capire qual è l'interlocutore a cui lui si rivolge. Io mi sono fatto un'idea perché non ho avuto occasione di parlare con lui, ho solo sentito quello che si è detto anche in questa trasmissione, se non erro, e anche sui giornali. E credo che l'interlocutore suo sia la regione, il parco archeologico, e probabilmente lui vorrebbe che parte, diciamo, delle entrate del parco, che poi sono entrate derivanti dagli spettacoli e non solo dai concerti che facciamo noi, e soprattutto quelli che riguardano invece i turisti, perché comunque la fetta principale delle entrate del parco deriva, diciamo, dai flussi turistici e da chi va a visitare il monumento, e probabilmente è da lì che lui spera di aver riconosciuto almeno una quota, diciamo, di quelle entrate. Non credo che si rivolga a noi, anche per i nostri telespettatori, come funziona la stagione del Teatro Antico, perché il Teatro Antico viene gestito per una parte da voi privati, cioè nelle date disponibili, poi come diceva Nuccio Laferlita appunto fa parte di un calendario di eventi della regione, fa parte di una fondazione che lì organizza spettacoli anche di altra natura rispetto ai concerti, musica classica, certo. Rappresentazioni teatrali eccetera, quindi insomma il calendario di Taormina all'interno di questo Teatro Antico si compone da più soggetti. Il sindaco De Luca però io credo... Diciamo che da giugno a settembre ci sono
120 giorni, dico bene? Sì, E quindi su questi 120 noi forse faremo una ventina di concerti, quindi lo occupiamo testa, per 20 giorni. No, tutti e tre insieme e qualche altro collega. Quindi la maggior parte degli spettacoli sono organizzati da enti pubblici. Però diciamo, io la trovo in qualche modo sensata, guardo anche Carmelo Costa e Giuseppe Rapisarda, come dire, la richiesta del sindaco, no? Cioè dice, ma perché Taormina in tutti questi 120 giorni di gestione, dove Taormina è caotica di per sé in quei giorni, perché siamo nel pieno dell'estate, diciamo, non si può in qualche modo tirare acqua alle casse del comune, in qualche modo ci si può parlare su questa linea, no? Senza essere esagerati o pretenziosi. Rapisarda e Carmelo Costa. Io che accolgo in maniera benevola l'invito che ha fatto il neo sindaco De Luca di Taormina. Però, come ho già proposto in altre sedi, lo riproporrò anche in questo nuovo tavolo tecnico che vuole fare il sindaco insieme ai sottoscritti, cioè insieme a noi promoter, ad altre entità che lavorano all'interno del teatro, e chiederò di fare un'analisi, di far fare un'analisi reale da una società che fa questo di lavoro, per vedere realmente la ricaduta sul territorio dei nostri concerti, perché non ci dimentichiamo che quando organizziamo un concerto come Elton John piuttosto che Bocelli, la tipologia di pubblico è diversa dalla tipologia solita di Taormina della passeggiata e il gelato. Noi abbiamo un pubblico che va a dormire al Timeo pagando 1.000 euro a notte la stanza, abbiamo un pubblico che va a mangiare nei ristoranti più importanti di Taormina e quindi che spende in maniera reale nella città e che spende anche in location che non sono solite da quelle del Corso. Quindi diciamo che noi siamo ben complementari a quello che già offre il turismo mordi e fuggi della passeggiata taorminese. Chiaro il concetto di Rapisarda. Carmelo Costa. Carmelo, dovresti accentrarti con la telecamera, sei messo troppo laterale. So che è un tuo... No, ancora dall'altro lato, ecco un po'. E il microfono non si sente più. Abbiamo dei problemi. Sei ritornato esattamente nella stessa posizione. Ok. Adesso il microfono si sente. Devi un po' accentrarti. Guarda lo schermo e mettiti accentrato rispetto allo schermo. Allora, il sindaco di Taormina, questo è un leitmotiv che devo dire anche gli altri sindaci che lo hanno detto. Il problema del teatro antico di Taormina è come nella commedia di Goldoni, Arlecchino che aveva 3 padroni. Cioè questo teatro c'ha troppi padroni, perché ci sono le mani della regione Sicilia, del parco di Naxos, di Taormina Arte, che ricordiamolo allestisce il teatro, e del comune sul cui territorio ricade il teatro stesso. Il problema è che ognuno di questi 3 padroni guarda al suo mulino. È come se uno dovesse... sarebbe complicato pagare 3 enti perché ognuno pensa che sia casa sua. Io ritengo che il comune di Taormina, nel cui territorio insiste il teatro, debba avere voce in capitolo sull'assegnazione delle date, e ritengo che il comune di Taormina debba prendersi parte degli oneri e parte dei ricavi che già ci sono. Ricordiamoci che questo teatro, noi stiamo già un po' scappando da Taormina. Io quest'anno faccio un solo spettacolo e non è neanche musicale, 2 date di Checco Zalone, punto. Dovevo fare una cosa bellissima di Bjork con l'orchestra, già non sono quadrati i conti, punto. Ricordiamoci che noi andiamo a fare spettacoli, abbiamo alberghi che non ci fanno nessuno sconto, ci chiedono cifre come fossimo dei turisti. La gente che viene spennata già oggi, perché arriva, parcheggia, gli chiedono 10 euro, 15 euro di solo parcheggio per venirsi a vedere uno spettacolo. Un caffè a Taormina costa sicuramente
una cifra maggiore di quello che costa anche a Milano. Allora noi stiamo già scappando, almeno io, ma anche i miei colleghi. Nuccio, che ha parlato prima, credo che quest'anno faccia la metà degli spettacoli che ha fatto gli altri anni, e forse della metà che mancano proprio i nomi più grossi. Io dico, sediamoci a un tavolo, vediamo la ricaduta, come diceva Giuseppe, economica sul territorio che portano questi concerti. Ricordiamo che chi viene a vedere il concerto, €1 di Balzello lo paga già quando parcheggia la macchina al parking. Il sindaco ha dichiarato che vuole mettere tipo questo qua, una tassa di un euro su ogni spettatore in più dei biglietti. Allora, Carmelo, scusami se ti interrompo. Lui E ha chi fatto dovrebbe incassarli questi soldi? Ecco, lui ha fatto un esempio preciso, no? Ha fatto un esempio, lui si è insediato qualche giorno fa, il giorno dopo del suo insediamento c'era un concerto, il concerto dei Modà. Adesso non so se l'avete organizzato voi o qualche l'ha fatto Nuccio. Dice, il teatro era pieno, per 4.000 posti, cioè quindi c'erano 4.000 spettatori. 4.500. Lui ha detto 4.000, insomma 4.500 spettatori. Lui dice il teatro era pieno a tappo, io ho dovuto organizzare i miei 2 vigili urbani, ha detto proprio questo, per fare un po' di ordine al traffico, perché ovviamente c'era molto traffico. Lui stesso si è sceso in strada a dirigere il traffico con la sua, come dire, con la sua solita verba, a volte anche ironia, e però lui stesso dice, scusate, ma io di tutto questo che beneficio, io ovviamente non io Catena De Luca, ma Comune di Taormina, io che beneficio ho da tutto questo? Cioè allora, se per noi farli o non farli è la stessa cosa, dice io non ho bisogno, perché appunto Taormina da giugno a settembre è pienissima di turisti, quindi dice no, non vogliamo, ha detto proprio non vogliamo food e malavendita. Allora, scusa Luca, Prego. ci sono due inesattezze in questo. Intanto, nel momento in cui per un concerto vengono venduti alcune centinaia nel caso dei Modà o alcune migliaia nel caso di spettacoli come Bocelli o come ci sono stati grandi stranieri degli altri anni, biglietti venduti fuori dalla Sicilia, siccome non vedo gente col sacco a pelo che dorme a Corso Umberto, significa che questa gente affolla gli alberghi e paga. Quelli che vengono da Catania affollano i parcheggi comunali e pagano, e quindi le ricadute economiche sono molto grosse. Dopodiché, attenzione, è giusto, il signor Laferlita, adesso non voglio parlare per gli altri, però il signor Laferlita, che ha organizzato un concerto dei Modà fra canoni fissi, percentuali, eccetera, credo che abbia dato al parco 11 o debba dare al parco, considerando che ha fatto il pieno, ritengo fra gli 11 e i 13.000 euro, non voglio fare i conti in tasca a nessuno. È bravo, Carmelo è bravo. Le ha fatti anche De Luca, questi conti. Già ci arriva, la cifra è quella. Ma il sindaco dovrebbe andare a prendere io sono d'accordo con lui, mi incateno insieme a Cateno. Esatto. Che gli diano a lui una buona parte di questi 11-13.000 euro, e io sono il primo a dirlo, invece di finire nelle casse del parco di Naxos, che non si capisce a cosa servono questi danari. Il parco di Naxos ha degli esuberi di cassa di milioni di euro, li diano al comune, no, magari non tutti, una parte. In fondo credo sia questo che voglia il sindaco Prego. De Luca, con cui ci incontreremo. Ecco, allora Rapisarda e Nuccio, insomma. €1.000. Dico, al parco di Naxos servono per comprare 5 tornelli a €80.000, €100.000, quindi servono i soldi. Premesso è un po' ironico Rapisarda in questa sua dichiarazione. Sì, premesso comunque ironico, vorrei dire una cosa. Prego. Noi privati che facciamo solo una parte della programmazione, noi diciamo realizziamo i nostri eventi da imprenditori puri. Nessuno, diciamo, noi non abbiamo nessun contributo pubblico. Noi paghiamo tutto quello che è previsto che dobbiamo pagare. Paghiamo delle tasse belle alte per le concessioni d'uso pagare 12-13.000 euro per uno spettacolo
che prevedeva dei prezzi di biglietti non altissimi, è una cifra, diciamo, nel mercato dello spettacolo che facciamo, che realizziamo noi. E se si pensa di aggiungere nuove tasse, già, come diceva Carmelo, abbiamo ridotto enormemente il nostro impegno. Diciamo per i telespettatori, voi avete il rischio di impresa, cioè se un giorno, così come sta avvenendo in questi giorni, voi organizzate un concerto e piove, è chiaro che diciamo, il rischio c'è, no? Anche ma non solo quello, ma noi non è che tutti gli spettacoli vanno bene. E poi no? esatto, non ci sono tutti alcuni gli spettacoli che fortunatamente funzionano, vanno bene e l'imprenditore ha il suo sacrosanto guadagno, ce ne sono altri invece che non è così. Quindi alla fine non è che bisogna fare i conti in tasca a Costa, alla Ferlita, a Rapisarda, se le loro aziende guadagnano qualcosa su cui poi alla fine comunque in ogni caso ci pagano utili a fine anno, oltre che dopo aver pagato gli stipendi, come qualunque altro tipo di attività. Ma noi nella nostra attività non godiamo di nessun tipo di aiuto e di nessun tipo di agevolazione economica, di nessun tipo. Quindi alla fine facciamo un lavoro che dà una ricaduta in termini di visibilità, di valorizzazione del monumento che ci ospita e di indotto economico, come ne hanno parlato anche i nostri. Noi siamo disponibilissimi ad incontrare il sindaco con grande piacere. Tra l'altro io personalmente lo stimo molto, ho avuto occasione di avere a che fare con lui su Messina. Parliamo di un artista, perché oltre che sindaco lui è un artista, è un musicista. Il suo ufficio stampa è stato il Barone Rosso di Red Ronnie nelle sue ultime elezioni regionali. Quindi insomma parliamo di una persona con cui si discute di un linguaggio simile. Quindi l'unica cosa che appunto ricordo, che secondo me è importante citare, è che era previsto negli anni scorsi una quota percentuale delle entrate del teatro che poi venissero dalla regione trasferite al comune. E poi non lo so perché comunque questa cosa non ha avuto un seguito e credo che diciamo, poi dal suo punto di vista ha fatto bene a riaccendere i riflettori, se non sbagli bersagli. Certo, ecco. Poi ho letto che lui sta cercando soldi dappertutto, c'è un sacco di gente che evade e invece non le paga le tasse. Noi le paghiamo. Quindi... Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi torniamo, anche perché dovete raccontarci un po' il programma dell'estate, quindi così facciamo un po' anche arrabbiare De Luca, che vedrà dei nomi grossi. No, sarà contento, scherziamo, dopo la pubblicità. All'interno del nostro Sicilia 24 Focus stiamo parlando della ricaduta degli spettacoli, diciamo ricaduta economica degli spettacoli al Teatro Antico di Taormina. Stiamo parlando con i tre principali impresari siciliani, Nuccio La Ferlita di Musica e Suoni, Carmelo Costa di Musica da Bere e Giuseppe Rapisarda di Giuseppe Rapisarda Management. Eccoli qua, li vedete inquadrati tutti e tre insieme. Allora, chiedo a tutte e tre, ma avete delle proposte da fare alla nuova amministrazione di Taormina, anche al di là, diciamo, delle questioni economiche, per agevolare il vostro lavoro, ma per agevolare anche una fruizione migliore di Taormina? Giuseppe Rapisarda. Beh, in realtà, come hanno già detto Nuccio e Carmelo poco fa, noi già siamo al limite della sopportazione dei costi che paghiamo su Taormina. E tant'è vero che tantissimi concerti non fanno Taormina, vedi l'esempio che ha fatto Carmelo poc'anzi dell'artista che doveva fare quest'anno, o di Sant'Anna di qualche anno fa, perché ormai non quadrano più i conti, in quanto i costi sono esagerati, perché noi non paghiamo solamente il costo del teatro, ma tutto quello che serve per organizzare il concerto. No, è chiaro, Giuseppe, però dico, si può dare qualche suggerimento, no? Anche per fruire meglio di questi spettacoli, per come dire, invadere in qualche modo in maniera... Un suggerimento è possibile sempre darlo. In realtà il cartellone taorminese potrebbe essere messo sotto una rassegna, diciamo... sotto una rassegna organizzata dal comune di Taormina, e chiedere dei fondi
regionali, ministeriali, eccetera, eccetera, per per potersi occupare sia della promozione dell'evento a carattere nazionale che per recuperare un po' di costi che sicuramente il Comune di Taormina fa per far sì che gli eventi si facciano. Come fa Spoleto, per intenderci, col jazz, per esempio, no? Questo potrebbe essere un cartellone unico sotto un'unica insegna. Ma anche Taormina potrebbe essere tranquillamente attrattiva anche per gli sponsor. In realtà il volume di promozione che facciamo, il volume di gente che facciamo all'interno del teatro nell'anno è senza dubbio molto importante e potrebbe essere sicuramente molto interessante per un sponsor. Io mi permetto di sottolineare, e dico non è come dire, una cosa scontata, che tra di voi che siete, appunto, come diceva Nuccio La Ferlita, delle imprese private, non c'è per nulla rivalità concorrenziale, cioè voi ai tavoli vi siete sempre tutti insieme, dove c'è da diciamo, parlare con le istituzioni siete sempre, nella maggior parte dei casi, d'accordo e su un'unica linea, no? Carmelo e Nuccio. Siamo abbastanza coesi. Quindi su questo si può anche costruire, diciamo, anche una programmazione migliore degli... A noi piacerebbe poterci sedere al tavolo insieme alla Regione, insieme al Parco Archeologico, insieme al Sindaco per parlare del 2024. Cioè parlare adesso che siamo a giugno di problemi del 2023 è, diciamo, singolare. Certo. Cioè noi abbiamo ormai già è iniziata la stagione, non possiamo ancora discutere di come organizzarci nel 2023, è finito il 2023 per noi, noi stiamo lavorando adesso al 2024, quindi ecco, con tutti i buoni auspici, se ci si siede a un tavolo, ognuno porta le proprie ragioni e c'è la buona volontà da parte di tutti, secondo me si trova sempre qualcosa di buono, viene fuori sempre qualcosa di buono. Se invece ci si arrocca dietro ognuno le proprie posizioni, e diventano cose che non c'è dubbio. Carmelo, c'è anche questa posizione, diciamo, non è banale, no? Essere comunque coesi tra voi imprenditori. Beh, allora, noi da persone, credo intelligenti quali siamo, perché la concorrenza fra di noi c'è, diciamo che quando ci sono dei problemi comuni o degli orizzonti comuni riusciamo a lasciarla un attimo fuori dalla porta e a fare un fronte comune, delle battaglie comuni, delle riunioni comuni, eccetera. Premesso questo, io opero a Taormina da almeno 35 anni e vi assicuro che sono 35 anni che con i vari sindaci che si sono succeduti nel mese di maggio, giugno, si dice sempre a ottobre ci dobbiamo sedere, chiamare anche la regione perché dobbiamo discutere una serie di problematiche. Dopodiché a ottobre noi che organizziamo concerti siamo onestamente stanchi da una stagione, i sindaci sono presi da altre cose, la regione se non siamo all'ultimo minuto è difficile che faccia qualcosa e si arriva al maggio dell'anno successivo. Cosa voglio dire? Che tutte queste problematiche esistono da 35 anni. L'amico Catena De Luca, con cui dopo i litigi del 2020 per la riprogrammazione dello stadio di Tiziano Ferro ci siamo chiariti, siamo in ottimi rapporti e tutto, però non scopre niente di nuovo. Come dicevo prima, ha le sue ragioni, sbaglia mira. Lui ha detto su un giornale, datemi 10 secondi, io ho letto su un giornale un'altra cosa che non è nuova. Mettiamo un ticket di €1 in più sui biglietti della serie, a voi organizzatori non costa niente. È un po' come fa per i parcheggi e come si fa per la tassa di soggiorno. Non è così semplice, perché prima deve fare una convenzione con la SIAE che questo euro non venga tassato. Poi noi non incassiamo soldi, i soldi li incassano i circuiti di vendita, quindi deve fare una convenzione con i circuiti di vendita che su quest'euro non si prendano la loro percentuale, perché sennò quest'euro, posto che sia, non ha nessun senso. Cioè se io non incasso soldi direttamente non può fare un'ordinanza a me,
I circuiti di prevendita incassano soldi e li riversano a me, né io li posso obbligare a lavorare gratis. La SIAE, se non c'è una convenzione, quest'euro va nel prezzo del biglietto e ci si paga SIAE, IVA, tutto sopra. Quindi noi siamo aperti a qualunque confronto. Però i due punti fermi devono essere: il primo, che deve essere un confronto a 360 gradi. Significa facciamo un tavolo, ma in questo tavolo ci deve essere il sindaco, ma ci deve essere Taormina Arte, ci deve essere il parco di Naxos e ci deve essere la regione. Perché non possiamo, ripeto, Arlecchino, 3 padroni, poi fare 3 tavoli diversi, certo, e non con porterebbe ognuno stabilire determinate cose. Questo è impossibile. E poi che si guardi la situazione da un punto di vista globale senza gravare, anzi diminuendo i gravami che cadono sugli organizzatori. Chiarissimo, Perché Carmelo. se già quest'anno C'è un problema alla connessione, Carmelo, aspetta, non perché tanto numericamente, c'è un problema alla connessione, quindi chiarissimo il concetto, chiarissimo il concetto. Allora, siamo... sì. Chiarissimo, adesso sì. Allora, siamo quasi in chiusura. Vorrei farvi ricordare un po' i vostri spettacoli, così insomma la gente capisce anche di che stiamo parlando quando si parla di concerti al teatro antico. Chi comincia? Chi volete voi? Giuseppe, comincia tu. Ma io ne dovevo fare almeno 4, ma con tutte le problematiche che ci sono state all'inizio, con il paventato aumento del costo medio del teatro, e poi causato anche da altre problematiche legate al fatto che i numeri, come dicevo io poc'anzi, non quadrano più su Taormina perché costa tutto troppo. Dove ti sei spostato? La capienza anche della capienza del Tante teatro. cose le ho spostate su Villa Bellini, io già farò una rassegna molto più forte, la mia presenza sarà più forte su Villa Bellini, su Palermo, e a Taormina farò solo il concerto di Gianni Morandi, che ha voluto farlo a tutti i costi lì. Perché poi agli artisti piace questo teatro, c'è poco da fare. Cioè, dopo l'Arena di Verona, no? C'è Taormina, c'è il Teatro Antico di Taormina, nell'immaginario collettivo degli artisti. Più belli assolutamente sì, c'è la voglia di farlo, ma anche a noi piace organizzare a Taormina. Insomma, mettetevi nelle condizioni questo è un appello rivolto anche al nuovo sindaco, alle istituzioni, alla regione, cioè mettete nelle condizioni di poterli fare bene queste cose. Allora, quindi Gianni Morandi a Taormina, che data? Dicio, tanto ormai facciamo 10 agosto. 10 agosto. Carmelo, tu ne fai una sola, chi è? Checco Zalone, anzi doppia data. Io una sola, Checco Zalone per 2 giorni. Io quest'anno ho i 2 giocattolini piuttosto complicati di Vasco Rossi allo stadio di Palermo e di Tiziano Ferro allo stadio di Messina, per cui insomma mi sto dedicando di più a quelli. A Taormina, come già detto, Bjork l'ho dovuto cancellare con la data già assegnata perché non quadravano i conti, e altri stranieri non ho proprio neanche richiesto la data, perché già senza paventati aumenti far quadrare i conti è particolarmente difficile. Io sono contrario a mettere biglietti a 400 euro. Beh, è chiaro, cioè, poi pagherebbe sempre Pantalone, no? Cioè, lo spettatore, il contribuente. Beh, già sono concerti per ricchi già, però insomma, poi alzare troppo ci sarebbero dei problemi. Nuccio, i conti, dico, non quadravano anche perché si era provveduto a posizionare dei tornelli che avevano ridotto la capienza. Quindi la capienza del teatro si era ridimensionata a 3.600. Adesso, per fortuna, su indicazione delle istituzioni, questi tornelli sono stati rimossi e quindi si torna alla capienza originale. Quindi io, per esempio, i concerti più importanti non si sono più fatti a Taormina, sono andati a Siracusa. Vedi Zucchero, vedi Negramaro. Con altre polemiche, tra l'altro, poi risolte. Con altre polemiche, noi purtroppo sembra veramente che siete voi il male, insomma. Durante il periodo del Covid, poveracci, questo è lo spettacolo, che non stanno lavorando, ma fate i concerti, non riusciamo. Adesso invece appena arrivi, niente. Io invece su Taormina verrà l'1 agosto Gigi D'Alessio, il 25 Madame, il 26 Renga e Neck,
il 28 Venditti e De Gregori e il 23 di settembre Umberto Tozzi. Quindi questi. Io- Poi, cioè, i grossi sono spostati su altro, cioè, Sono andati Costa via. ovviamente Sono si andati muove via. su Il altre prossimo cose. anno, se Della Pisarda- rimangono ancora, diciamo, queste cose, che le difficoltà che ci stanno, ne faremo ancora di meno, purtroppo. Quindi insomma cercate Speriamo queste... non sia così. Allora, ora noi confezioneremo questa puntata che ovviamente troverete anche sui nostri canali social della Sicilia Web, la manderemo così com'è al nuovo sindaco di Taormina, la manderemo al nuovo assessore al turismo della regione siciliana, la manderemo ovviamente a Ester Bonafede e beni culturali, ovviamente la manderemo anche ai beni culturali, quindi turismo e beni culturali, la manderemo a entrambi, e, insomma, per capire come si può lavorare anche con questo teatro antico, perché la bellezza è giusto averla, preservarla, ma anche metterla a disposizione di chi ne vuole godere nei modi e nei termini adeguati, senza causare pericolo né per la bellezza stessa né per chi vuole andare a vedere, in questo caso, gli spettacoli. Allora io ringrazio Nuccio La Ferlita di Musica e Suoni, grazie a Carmelo Costa di Musica da Bere, grazie a Giuseppe Rapisarda di Giuseppe Rapisarda Management, buona estate anche a voi, buoni concerti, insomma, buon lavoro, con i nostri telespettatori ovviamente l'appuntamento con il Sicilia 24 Focus è rinnovato a domani, sempre subito dopo il TG di Telecolor, sempre insomma, per approfondire gli argomenti di grande attualità. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.